ragazzi, adesso vi porto verso Castelmonte, una strada molto carina, simpatica, che diciamo è una perfetta palestra per chi vuole imparare come me ad andare in moto. Iniziano subito le curve. Ecco, diciamo che qua ho fatto molta pratica con il Foglio Rosa, che è veramente molto vicino a Udine, dove abito, è poco trafficata, soprattutto durante la settimana. Poi quando arriveremo in cima vedrete che c'è il santuario di Castelmonte, c'è una vista veramente fantastica. Infatti oggi che è domenica sarà sicuramente pienone. Sicuramente quelli della zona la conoscono più che bene. Per imparare le prime armi per andare in moto è perfetta. Non solo questa strada, ma tutte le strade qua in zona sono veramente bellissime, le valli del Natisone sono spettacolari, una meraviglia. Attenzione, come l'ha messa? Che notizia, ma come l'ha messa dentro? Sono comunque abbastanza impegnative come curvette, però divertenti, dai. Un ottimo allenamento. Comunque scrivetemi dove avete iniziato più o meno a fare i primi passi motociclisti. Guardate qua che spettacolo. Fignomi fate, c'è di tutto. Comunque potete vedere delle gomme a bordo strada nelle curve, perché non so se c'è già stato o deve esserci. Ci fanno rally. Era un po' che non tornavo da queste parti, perché ovviamente l'ho fatta così tante volte con il Foglio Rosa che quando prendi la patente dopo vuoi sperimentare nuovi passi. 100 se vuoi farti un giretto veloce in tranquillità, questo è il posto giusto. Attenzione, salve, gente che va in pellegrinaggio probabilmente. Dio, ma quanta gente qua! Ragazzi, purtroppo è domenica, quindi vi dicevo, c'è un via vai di turisti fedeli di Germano Mosconi. Sì, stia un po' più in là, grazie. Ma bisogna essere degli stronzi però, Tac, tac. Libidine, doppia libidine. Libidine con gli occhi. Bella, 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 bella. 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 Sta strada. Eccoci qua, Narnia signori, Narnia. Siamo entrati nell'armadio. Eccoci qua. Benvenuti a Castelmonte. Arrivati. Eccolo qua. Eccoci. Arrivati in cima, ma devo dire che è veramente uno spettacolo, molto molto bello. Come potete vedere c'è un po' di gente di domenica, potete immaginare. The only thing that carries me
Bene ragazzuoli, adesso ci rimettiamo in marcia, abbiamo fatto una piccola pausa, così vi ho fatto anche mirare cosa mi rovina le scene. Dicevo, così vi ho fatto ammirare questo bellissimo santuario. Adesso torniamo giù dall'altra parte. Comunque queste zone frequento spesso perché ci lavora la mia fidanzata qua vicino e quindi magari mi faccio il giretto, fermo da lei, mi faccio l'aperitivo, mangio il gelato, eccetera eccetera eccetera. A breve dovremo anche arrivare tipo un agriturismo in cui si ha una vista bellissima delle valli del Natisone. Parlavo di questo agriturismo, guardate che spettacolo, una meraviglia. Attenzione, briciolino, vediamo di non ribaltarci. Guardate che roba, e là, che robe, che robe. Sì, qua non è che sia tanto bella la strada, diciamo che il pezzo più bello, quello dall'altra parte, la Cividale in su. Bisogna stare un po' più all'occhio. Ho visto che devo andare a casa della mia fidanzata, vengo giù per di qua. Guardate qua che roba. Guardate che robe, le valli del Natisone, signori, spettacolo. Io adoro queste strade in mezzo al bosco, che non c'è nessuno, non serve per forza correre, ti godi il paesaggio, la natura. Quindi cosa facciamo? Stiamo qua? Beh, c'è tanto traffico, no? Guardi bene, non... sì. Riesci a passare? Ci sono tante macchine, la facciamo? No, non lo vedo convinto. Ecco, bravo. Molto bene. Vaffanculo, dai, va là. Oh, guardate chi c'è. Ma chi c'è qua? C'è la mia cagnolina bella. Ciao Pupi. Ma ciao. Ciao Betta. Ciao Boots. Ciao, arriva. Bene ragazzi, questo video è finito. Vi ringrazio di averlo visto, lasciate un like, un commento se vi va, mi fa piacere leggere i vostri commenti, cosa ne pensate dei video, delle strade, comunque consigli su come migliorare la guida o nuovi itinerari da fare. Ci sentiamo alla prossima avventura insieme, iscrivetevi al canale mi raccomando e buona strada, ciao ragazzi!